Il vostro numero uno sta correndo come un pazzo, adesso sta aprendo il bagagliaio della macchina. Mo sta venendo su, ammazzalo come corre! È partito che pareva un razzo! Ma chi è? Mennea! È arrivato? Sì, è qui. Ah, va bene, meno male. No, dico, non è che me lo rimandate qui giù, eh? Io sto qui sotto al portone a telefonare. Che vuoi? No, io niente. Una semplice informazione. Luigi, l'avete fatto fuori voi o Peppe? Che non rispondete? Che niente mi volete rispedire quel vostro Mennea qua giù? No, perché se viene a cazzeggiare qua giù io lo metto dentro al bagagliaio, eh? Tanto c'è posto. Ammazza che posto che c'hanno ste americane. C'entra proprio tutto, eh? È accanto a me. Ah, ecco, meno male. E tenetevelo caro, eh? Anzi, teneteveli cari tutti i vostri scagnozzi. E se no, a 3 al giorno li finite e rimanete solo come un baccalà, eh? Ah, sentite, Streggiato, cosa mi dite allora di questo Luigi? Di Luigi non so niente. Ah, ammazza che signore che siete. Che tono aristocratico, eh? Di Luigi non so niente. E allora significa che l'ha fatto fuori Peppe. Signor Streggiato, lo devo riconoscere. Siete veramente un gentleman. A buon rivederci. Tanto so dove state. Chi c'è dietro questa storia? Ma io credo nessuno. Tu raduna più uomini che puoi. Lo dobbiamo stanare. Ormai è una questione di principio. Da Peppe fatti fare un elenco degli amici di Tony e dei posti che frequenta. Che l'elenco sia lungo, completo e dettagliato, a costo di mettere sottosopra la città. Ma comunque non dovrebbe avere un giro molto vasto. E che cosa ne pensa di quello? Michele, Mario, Giovanni sono morti. Eppure non erano tre fessi. Da quello che ho visto e sentito, per rimanere in vita dovrà continuare ad avere molta fortuna. E poi secondo me ha un punto debole. È sbruffone.